Siamo in diretta con Andrea Scarpa e Roberto Del Negro, i tecnici di Futsal Marco Polo e Miti Vicinalis. Udino, a te la domanda subito per il mister Del Negro. Buonasera mister, avete giocato anche ieri, come arrivate con la condizione fisica? Questa partita sarà molto importante, mantenere la condizione durante tutto l'arco della partita. Allora, ti rispondo in due modi. Primo, non lo so, vediamo quando iniziamo perché non è tutti i giorni che facciamo una partita dietro l'altra. Secondo, il problema sono loro perché sono forti, quindi avremo due problemi, scoprire come stiamo e scoprire come stiamo contro di loro soprattutto. Voi siete un problema secondo mister Del Negro, però anche tu Andrea hai dei problemi, due assenti, però gioco forza, bisogna andare in campo, c'è una semifinale e c'è l'obiettivo finale di domani. Fortunatamente abbiamo la rosa ampia, abbiamo subito due ragazzi che sono entrati al posto di due squalificati. Sono contento di questo perché vuol dire che le scelte fatte inizio anno servono. Vediamo se due ragazzi freschi daranno una mano magari a quelli che sono più stanchi di ieri a fare la prestazione. Servirà la prestazione per vincere, perché loro sono una squadra quadrata, ordinata, giocano molto bene, prendono pochi gol e quindi sarà molto difficile batterli. Le migliori 4 in semifinale, datevi il 5, in bocca al lupo ai tecnici, adesso sorridono. Poi vedremo, buona partita ragazzi, vi chiamo ragazzi anche se qualche anno in più di esperienza ce l'avete rispetto a noi. Grazie per l'esperienza. ciao Andrea, ciao Roberto, crepi. È bello quando ci fanno l'in bocca al lupo anche noi. Prima Michele ci aveva fatto il segno di tagliare, nella partita di prima andiamo veloce, la prima semifinale, dopo le 21:30 ci sarà invece l'altro match. Lo Jesolo contro il Cosmos 9, quindi Futsal Jesolo, Cosmos 9, dopo alle 21:30 la seconda semifinale, dopo Miti Vicinalis e Marco Polo. Stavo per sbagliare, ma è stato bravo. Le migliori 4 del girone di andata, non facciamo pronostici perché non vogliamo farli, certo vogliamo tanto spettacolo, qui live su Futsal Veneto TV, poi gli highlights Roblox, il migliore in campo lo premieremo noi perché ne sappiamo tanto di calcio a 5 che avrà in omaggio la card di Roblox appunto, là nel corner, Il vincitore della card di Roblox verrà atteso dai mitici Campa e Baldo che non aspettano altro che scegliere insieme al vincitore dell'MVP l'highlights più importante della partita, e quindi sappiate anche a tutti gli altri calciatori che c'è la possibilità di acquistare, di comprare gli highlights con le vostre migliori azioni, e quindi non fatevi sfuggire questa occasione, restate sintonizzati anche con Roblox. E dopo tutte queste marchette ci aspettiamo la birra da Matteo Baldo. A dopo con la diretta di Futsal Marco Polo e Miti Vicinalis. A tra poco.
Eccoci in diretta ancora qui della Belbotea Arena per la terza partita di questa domenica di semifinali. Sono pronti Miti Vicinalis e Futsal Marco Polo a regalarci spettacolo. Una delle due domani va in finale, ma prima 40 minuti effettivi più eventuali rigori, caro Udino Baggio, per vivere le emozioni della Final 8 qui live della Belbotea Arena. Ci siamo, ancora una volta la terza partita qui appunto oggi alla Belbotea. Questo pomeriggio intanto si è decisa effettivamente la finale di domani tra Arzignano, che ha battuto 7-1 al Nativitas, e il Mestre Fenice, che ha battuto invece per 4-2 lo Yes Work Valley. Squadre che stanno entrando nel cerchio di centrocampo, e questa sera alle 21:30 c'è Cosmos 9 e Futsal Jesolo, e quindi Miti Vicinalis, Futsal Marco Polo, Cosmos 9 e Futsal Jesolo, due di queste quattro andranno in finale. Intanto un minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi. Primo arbitro signor Gnesotto di Bassano, con il del Pietro di Venezia e il Crono Coroniere di Padova. Portano le squadre al centro del campo, completo bianco con il leone ruggente, portiere in tenuta verde per il Futsal Marco Polo, dall'altra parte invece strisce verticali oblique, anzi strisce oblique nero e blu per il Miti Vicinalis, i portieri invece bianco-neri. C'è una sfida Inter-Juve in casa Miti Vicinalis, stando ai colori delle maglie. Qui intanto eccoli qua, grazie a Marco Polo con Capitan Callegari. Adesso invece tocca al capitano Correa, il primo a guidare il Miti Vicinalis, mister Roberto Del Negro contro Andrea Scarpa. Una poltrona per due ogni anno prima di Natale, il film di Eddie Murphy, e adesso uno dei due troverà la poltrona per domani. Sì, la finale di domani sarà una partita ostica, sicuramente da raggiungere per entrambe le squadre. Qui di fronte a noi il Miti contro il Marco Polo. Nell'ultima apparizione in campionato finì 1-1 la sfida, andarono a segno Otero e De Battista. Due giocatori che sono in campo, manca invece tra le file della Futsal Marco Polo, mancano Zanin e Scantamburlo, espulsi nella sfida di ieri, l'ultima sfida che non ha mancato di regalare gran tensione alla fine contro l'Atletico Conegliano. Un bel caos, accenni di rissa, la posta in palio era importante, era alta. Due giocatori che sperano, intanto vediamo il liquidato con i Miti Vicinalis, grazie a Udi, Matteo Tripagli, Otero, Tomasin, Zanchetta e Orsi nella partita di movimento di mister Del Negro, che in panchina ha a disposizione i fratelli Zaia, intanto il portiere Lucai, Baldassarra, Cesconde, Pizziol, i fratelli Zaia e Correa, il capitano. Il quintetto di Marco Polo, Udi. Eccolo qui il quintetto, in porta abbiamo Azzalin, Bolgan, Vecchiuzzo, Bertiato, e come pivot Furlanetto, a disposizione per mister Andrea Scarpa. In panchina Baratella, Urio, De Battista, Iapolin, Callegari, Estratti e il numero 4 Bellomo. Tra l'altro portieri Azzalin e Baratella, che abbiamo visto anche ieri in continuo avvicendarsi tra i pali della Miti. C'è il numero 12 Edoardo Mattiola, e vediamo adesso prendere posizione appunto momentaneamente il numero 1 Azzalin per il Futsal Marco Polo, ieri premio MVP, poi consegnato al suo collega numero 45 Baratella, reduce di un'ottima prestazione contro il Conegliano. Abbiamo perso il direttore di gara, eccolo lì, il signor Agnesotto di Bassano, che sta parlando con
il tecnico Scarpa, intanto iniziano ad arrivare anche i ragazzi di Cosmos e Futsal Jesolo, che poi saranno protagonisti della seconda semifinale alle 21:30, sempre live su Futsal Veneto TV. E c'è da dare un dato: siamo 3 minuti in ritardo. Fino adesso tutto filato sempre via liscio, aspettiamo il fischio d'inizio, qualche minuto in più, pronto il signor Niesotto a dare il via a questa prima semifinale di C1, la seconda in Marco Polo contro la terza Miti Vicinalis al termine del girone di andata. Due squadre tra l'altro che sono opposte in quanto a numeri: prima miglior difesa per il Miti Vicinalis, mentre primo miglior attacco in campionato per il Marco Polo. Intanto subito il primo tiro dalla distanza di Otero, un Alexis Otero che non era dato nelle migliori condizioni, però il numero 4 Miti, nonostante non al top, saprà dare il suo contributo in fatto di esperienza a quella che è la prima semifinale qui live della Bebote Arena di Tombolo. Proprio lui viene anticipato, la palla esce fuori, il tiro del numero 11 Zanchetta, subito impegnato allora Azzalin. Azzalin si distende, qui Zanchetta, lasciato con ampio spazio, fa partire un bolide. La palla comunque non è abbastanza angolata per il numero 1. Adesso non so se tu hai la formazione di ieri anche del Marco Polo, ma mi sembra che Furlanetto non fosse nella rosa. Non c'era, quindi esatto, sì. C'è fuori Scantamburlo, dentro Furlanetto e subito mandato nel criterio di movimento, come diceva appunto Scarpa, lo confermano queste immagini di Futsal Veneto TV che vi stiamo raccontando. Insomma, ha a disposizione una rosa ampia, fuori un giovane, dentro un altro, subito in quintetto, quindi nessun problema, anche se non avere certi giocatori sicuramente può essere decisivo. Orsi intanto. E vedremo appunto se oggi l'assenza dei due espulsi ieri nell'ultima partita, Zanin e Scantamburlo, farà la differenza in negativo per il Marco Polo. Palla intanto troppo profonda di Otero per Orsi, che ringrazio comunque l'invito il compagno. Cerca di avanzare Tomasin, è il giocatore più spinto in avanti della formazione di mister Del Negro. La formazione che ieri ha battuto 3-2 la marca Futsal Montebelluna, nonostante il brivido finale con la marca vicinissima al pareggio. Movimento, intanto ha toccato il pallone Bertiato, c'è Bolgan partito nel quintetto titolare, il numero 7, una delle colonne portanti del futsal Marco Polo. Ricordo una vita fa di una Final Four di D forse, o no, di C2, proprio a Marcon, casa del futsal Marco Polo, con Bolgan che era già uno dei leader della squadra, bandiera insomma il numero 7 del Marco Polo. E tra l'altro i tifosi da casa su Futsal Veneto TV possono anche scriverci messaggi che noi non leggiamo. Io sono un boomer, tu lo stai diventando standomi a fianco. Potresti mettere la pagina YouTube di Futsal Veneto TV, così usi la tua batteria. La mia la tengo perché devo giocare anche a Monopoly ogni tanto, non so se hai visto prima. Vedremo adesso se funzionerà il mio pollice alla ricerca di Facebook. YouTube, scusami. Vedi, boomer quasi quanto te, ho sbagliato anche social. Tra l'altro non schierato in campo dall'inizio, autore della doppietta di ieri contro il Montebelluna, Matteo Zaia. Già uno dei due fratelli Zaia a disposizione di mister Del Negro, quello con la maglia numero 5, il 3 invece è sulle spalle di Filippo, con il Miti che prova ma recupera bene il pallone Vecchiuzzo che va a calciare un tiro centrale respinto da Mattiola, il pallone che resta lì, poi Orsi, c'è pressione del Marco Polo. Marco Polo subito in avanti, sono passati appena 2 minuti e 10. E ci c'è un cambio fuori Bolgan dentro Nicolò Estratti, 2 minuti e 10 di gioco, sempre 0-0 in caso di parità. Rigore direttamente la palla resta lì, poi arriva tra le mani di Mattiola che l'arpione Bertiato non è riuscito a toccare quel tanto che basta. Recupera intanto il pallone Vecchiuzzo dietro da Azzalin che scodella avanti, un pallone per Bertiato che mette giù come può, poi il pallone toccato che arriva lì, poi la respinta. Voleva un fallo, chiedo scusa a Bertiato, a Mattiola. Intanto rientra anche Bolgan, Estratti dentro forse per uno schema, forse perché Bolgan doveva sistemarsi, non so, lo scarpino o qualcosa, boh, chissà.
ma è proprio per Boygan che calcia male, dà la possibilità di contropiede con Otero per Orsi si accentra, va a calciare, ma Boygan ha recuperato, d'altra parte Berziato, anticipato da Mazzola che spara alto. Tentativo qui di contropiede da parte del Marco Polo, non ci arriva però il numero 9 Bertiato e adesso si riparte da Boygan da dietro. Boygan per il baby Furlanetto, pressato da Orsi, uno scambio di maglie non arrivato, fa continuare il direttore di gara, si gioca la British anche qui in questa finale, tanto si gira Tomasin che calcia, destro perfido ma non tanto quel tanto che basta. Pericoloso qui l'inserimento di Tomasini, intanto non l'avete visti inquadrati, ha cambiato praticamente tutta la squadra. Scarpa gioca a poker, li cambia tutti e 4. Se non vanno questi metto gli altri. Ma questo è anche segno che dopo 3 minuti e 15 cambiare il quintetto vuol dire di avere tanti giocatori. Attenzione però ad Orsi che lascia il pallone dietro per Tomasin. Anche con personalità, a cambiare tutti. Non per niente dopo la prima giornata di ritorno, non me ne voglia qui Roberto Tosin, tecnico del Cosmo, qui vicino Marco Polo che si è preso il primo posto in classifica. Sul lancio lungo del numero 4 Otero, nessuno va a recepire quel pallone, quindi si riparte dal numero 45, è cambiato anche il portiere, appunto tutto il quintetto. Baratella dentro perché appunto serve l'under, sono tutti quanti over, tanto palla di Urio cercata, anche uno non è al meglio della condizione ma giocatore di esperienza che può giocare praticamente anche come Bellomo con una gamba sola. Speriamo comunque che possano stare bene. Ricordiamo nella prima partita del DC2 Leandrigno che ha salutato anzitempo la competizione con un problema, attenzione a Bellomo che si gira direzione in corner. E vedremo anche quanto incideranno nei giocatori le partite di ieri, quanti minuti avranno nelle gambe, perché sicuramente giocare tanto, giocare il giorno dopo. Delle squadre di C1 di non avere, attenzione che brivido, cioè decisione della C1 di non giocare con il giorno di riposo, cioè tutto in fila sabato, domenica, lunedì e via. La C2 invece ha potuto riposare per aver giocato venerdì. C2 che appunto, lo ricordiamo, domani, attenzione però il tiro, vivrà la finalissima tra l'Arzignano e la Giovane Mestre Fenice alle 16:30, alle 14 apriremo con la Supercoppa. Qui intanto ottima la giocata per Zaia, è proprio lui il bomber di ieri con la doppietta, c'è comunque la deviazione, la rivediamo. Velocissimo Matteo Zaia, va via e poi non è tenuto dal numero 5 Callegari, scarica la botta e mette fuori Baratella in angolo. Un Callegari che, mentre chiedevo ad Andrea Martone, dirigente del Futsal Marco Polo, di mandarmi mister Scarpa per le interviste pre-gara, era seduto in panchina e si stava facendo più attenzione però a Correa. Lo scambio ancora con Matteo Zaia, pallone in mezzo che resta lì, poi Bellomo salva tutto, che pericolo per Marco Polo. Entra lì in area, c'è anche un fallo di Matteo Zaia su Urio e quindi resta a terra. Urio si tocca la gamba all'altezza della caviglia sinistra, mi è parso, forse del polpaccio, aiutato dal proprio compagno Matteo Baratella. Intanto si ridispone tutto nella propria metà campo il Miti Vicinalis, ci sarà punizione, un fallo commesso. La prima punizione, sì, proprio battuto da Urio che si è rialzato. Callegari, De Battista si fa dalla parte opposta, palla che riceve ancora Urio, Bellomo, lo scambio tra i due ex giocatori di Serie A. De Battista prolunga ma non arriva a buon fine, la palla sembrava uscita con Cescon che l'ha tenuta viva, si arrabbiano i giocatori italici dell'Amiti e fanno muro il numero 10 e il numero 9 dell'Amiti sul tiro di Bellomo. Correa e Zanchetta, Correa e Cescon, scusate, tra l'altro ammonito anche Cescon nella partita di ieri, deve fare attenzione perché con il doppio giallo andrebbe a saltare quella che potrebbe essere l'eventuale finale. Redarguito verbalmente mister Del Nigro dal primo arbitro signor Miesotto di Bassano, pronti con il corner con De Battista per Callegari. Dovevano fischiare gli arbitri, doveva fischiare per
fa ripartire il gioco dopo la sospensione. Questa è la lamentela dei giocatori della Miti. Adesso invece si può continuare tranquillamente, palla per Callegari, un terribile movimento, ribattuto dalla difesa, si gira Bellomo, resta a cara Bellomo, non c'è il fallo, un pallone che quasi arrivava dalle nostre parti, viene recuperato. Questo forse era fallo su Bellomo. Sì, Bellomo che era andato via, adesso lo vediamo anche, cerchiamo di capire cosa sta dicendo all'arbitro. Si lamenta, voleva il fallo soprattutto, ma anche il giallo, era stato arpionato sul piede sinistro. Intanto a muso duro Urio e il numero 25 De Pizzol, qualche anno di differenza tra i due, ma nessun problema per il giovane Riccardo De Pizzol. Andare a muso duro con Urio, lo scambio intanto Callegari dietro da Urio che gira verso De Battista, De Battista la finta, torna da Urio, 5:30 intanto sul cronometro, palla imprecisa, chiedo scusa Urio. Correa, Prima svista, avanti, ancora per De Pizzol, fermato, De Pizzol tiene vivo il pallone per i suoi, viene colpito da Bellomo e c'è il fallo, il primo anche del futsal Marco Polo. Attenzione, già per la punizione con il 10 De Battista che salva sul secondo palo, si era alzato come una furia Boygan, a dire andate davanti al pallone, e aveva ragione perché qua lo rivediamo Boygan, ingenuamente allenatore in più, e ha rischiato grosso il Marco Polo qui. Ingenuamente sì, qui il Marco Polo si è distratto, ha battuto velocemente il Miti e poi c'era sul secondo palo pronto anche Matteo Zaia, alla fine riesce a mettere fuori in corner De Battista. Marco Polo che si è lamentato per il fallo fischiato e invece non fischiato in precedenza. Il tiro intanto per portata di Cescon, mi sembra il numero 9 griffato Miti, sì, era il numero 9. Urio intanto prolunga per De Battista, siamo già dall'altra parte del campo, altra deviazione, questa volta Correa che mette palla in angolo. Ottimo il posizionamento da parte di entrambe le squadre nell'andare a bloccare numerosi tiri. Callegari intanto per Urio, tiro centrale, Matteo Zaia. Ecco, appena detto è arrivato il primo, uno dei pochi tiri in porta diretto dal numero 11 Urio. Intanto pronto nuovamente Boygan e anche il 23 Fulanetto ad entrare in campo, qua il giocata, ottimo con De Battista, fermato da Mattiola, poi provare a distendersi, ma De Pizzolla viene anticipato da Urio, palla per Baratella, Bellomo, Urio, De Battista, lo scambio, il triangolo che non arriva perché De Battista era stato fermato, l'anticipo di Urio, De Battista con una giocata, serve ancora per Urio, 13 e 15 da giocare, sempre 0-0, partita comunque nonostante manchi il gol c'è intensità. Seguiamo intanto Bellomo che calcia e ancora Mattiola, e la partita è equilibrata, si è alzata l'intensità, si stanno alzando anche i ritmi, un paio di tiri negli ultimi minuti da parte della formazione di Marcon. In casa Marco Polo intanto trombano con le sirene tanti bambini anche quest'oggi, è bello vedere che una società che crede nel settore giovanile. Complimenti a tutto Marco Polo, attenzione però De Pizzol che viene fermato da Urio, la possibilità di ripartire con un 3 contro 2, palla per De Battista che non era però nelle condizioni ottimali, siamo dall'altra parte con un contropiede, De Pizzol fermato, l'ultimo a toccare il pallone è il direttore di gara, ma la sfera era già uscita e altro poker di cambi. E di nuovo mister Scarpa resta solo cambia, però Urio, Boygan gli ha fatto segno alla prossima. Ne cambia 3 e quindi probabilmente mi sembra di capire che durante la partita vorrà cambiare più giocatori possibile, probabilmente anche data la stanchezza. Sì, 3-4 minuti a testa, 3,5 anche, così c'è sempre freschezza in campo. Bell'inserimento del numero 9 Bertiato, il pallone che resta lì, Vecchiuzzo non riesce a calciarlo perché fa buona guardia Matteo Zaia.
il tiro ancora, questa volta in due tempi, Mattioli ferma tutto quanto, Correa di testa, Vecchiuzzo lo ferma, poi Correa si prende un corner, intanto rientra Brian Orsi, tiro in mezzo, il pallone che resta lì vacante, lo riconquista De Pizzolla, Brian Orsi lo scarica ma non in modo preciso per Cesconova e il Marco Polo può riprendere il pallone. Ancora 0-0, siamo quasi a metà del primo tempo, però entrambe le squadre si stanno spingendo in avanti, la partita fin qui è equilibrata. Urio intanto vuole il movimento dei compagni, palla per Vecchiuzzo, manca il tacchetto sotto lo scarpino per formare il pallone, intanto torna a riflettare Urio, rientra Bolgan, numero 7 del Futsal Marco Polo a disposizione di mister Andrea Scarpa. Manovra Zanchetta, palla profonda per Otero che calcia da posizione quasi impossibile, anche se le doti non mancano ai calciatisti che abbiamo qui a Tombolo, quindi tutto può succedere anche da linea di fondo. Ed è ripartito Zarin per Bolgan. Bertiato, ancora Bolgan, manca il gol, però speriamo che arrivino, me ne vogliono i due portieri, 3 visto che giocano in 2 in casa Marco Polo, però manca il gol che aprirebbe, darebbe anche vigore al pubblico qui presente in quel momento. Il numero di Bertiato fermato però mentre il passaggio Otero. Manca sì solo il gol, lo stiamo aspettando, anche il pubblico lo vuole. Tomasin calcia. Alexios Otero tra l'altro che riporta alla memoria quello che si chiamava Marcelo Otero, uruguaiano. Cosa ne sai tu? Giocava a Vicenza nel 96-97, cosa ne sai tu? Il tiro intanto ancora deviato, ancora un corner. Sto facendo una cultura almeno intanto. E io me la faccio come il buon Osvaldo Bonora, perché mi tira fuori di quelle chicche ogni tanto, anche se a certe ore Osvaldo sarebbe bello che raccontassi barzellette. Attenzione Otero, il piazzato, il pallone che resta lì, Bolgan poi lo calcia via. Anche questa partita corretta, fin qui un fallo da entrambe le parti. Sì, ne manca forse uno, prima non fischiato al numero 4, Bellomo, sì, esatto. Bellomo. Palla per Bolgan. C'era l'idea da parte di Furlanetto per Bolgan per l'inserimento con il pallone di prima. Mattiola aveva già letto comunque dove andava a finire il pallone. Orsi per ora Tomasin. Zanchetta. Lunga per Tomasin, ma Vecchiuzzo va in laterale. Già battuto, palla per Alexios Otero, quasi all'altezza della linea di metà campo. Giro lato per Tomasin, Zanchetta, ancora Otero. Orsi, si alza la pressione del Futsal Marco Polo. Otero, lo scambio con Tomasin, Zanchetta, fermato. Secondo fallo Marco Polo. E si lamenta il numero 6 Vecchiuzzo con l'arbitro. Intanto c'è andato il primo quarto di gara, mancano 9:30. Sì, manca solo la rete appunto per dare un po' di vita al match. Fin qui entrambe le squadre. Però ricordando quello che abbiamo visto ieri, tante partite tutte equilibrate, non tanti gol, segno insomma che le squadre si equivalgono, c'è molto tra le migliori 8 e oggi abbiamo le migliori 4 del girone di andata. Insomma, pronostici rispettati nelle giornate di quarti finale di ieri, nonostante l'equilibrio. Attenzione che rischio qui, un pallone brutto, chiede scusa a Vecchiuzzo, Azzalina svirgolato fuori, ma ha evitato comunque l'intervento di Otero che riceve il pallone da Zanchetta. Otero cercava sul secondo palo Tomasin che ringrazia col pollicione alto. Poco utilizzato, probabilmente vorrà tenere per il secondo tempo mister Del Negro. Stiamo parlando appunto dell'autore della doppietta di ieri, Zaia. C'è un fallo intanto, secondo fallo pari, probabilmente era avvisato un blocco irregolare. Fallo ravvisato al direttore dal signor Niesotto della sezione di Bassano del Grappa, E va a chiedere qualche protesta da parte di Scarpa. protesta anche Marco Zanchetta
con l'assistente. Pallone alla battuta con De Battista, c'è Bolgan a lato. De Battista proprio per Bolgan, movimento verso il numero 23 Fulanetto, ancora Bolgan, Berbiato, arriva il pallone sul piede di Bertiato che batte comunque il laterale, dietro per Bolgan, De Battista, Bolgan, danza ma il pallone è uscito, Sì, si è vista anche da qui. sarà rimessa laterale. Ancora nessun gol, ma non mancano le emozioni qui alla Belboté. 8:20, ancora da giocare con la Mitti schiacciata nella propria metà campo che cerca di uscire, il servizio di Otero, Zanchetta comunque ringrazia, non è però preciso, dunque laterale con Bertiato pronto a rimettere in modalità on il cronometro, mentre si rialzano anche i giocatori in panca della formazione di mister Andrea Scarpa, Bellomo, Callegari e il portiere Baratella. Vedo qui dalla nostra postazione il primo ad uscire Azzarin per Baratella, ma intanto arriva anche il time out di mister Del Negro che andiamo ad ascoltare sullo 0-0 a 8 minuti e 5 secondi dalla fine. Quando siamo nel nostro metacampo lavoriamo molto 1, ingresso, 1-2 andiamo sulle parallele, non c'è quello per definire in zona 3, andiamo a usare le parallele in questa maniera, semplice, 1-2 semplice, in questo caso qua ultimo, tanta palla correndo per dentro, hai l'avversario qua, cazzo, dopo movimento ti serve, vai e andiamo dentro, mai stare, non prendiamo palle da fermo, non accettiamo le palle da fermo, dobbiamo piuttosto mettiamo questa palla alta qua, ma fuori, ma esatto, ma se noi giochiamo palla a terra siamo bravi. Ok, la palla qua, non venite qua, state dall'altra parte, così è uno quando tagli dentro, fermati sul secondo palo, non entra dentro la porta, fermati sul secondo, appoggiati dalle palle. A Breia le vengono a fare cose in raddoppio, se noi siamo bravi, giriamo qua, giriamo il cuore, giriamo l'altra parte. Quando vengono raddoppiati, lui gira di là, quando vengono raddoppiati, tu scarichi. Qui proprio dalle nostre immagini mister Roberto Del Negro dare indicazioni ai giocatori. Intanto ne approfitto anche per ricordarvi che a fine partita sarà scelto l'MVP dal sottoscritto e da Stefano, e riceverà appunto la sua card personalizzata da Roploz. Seguiteci per scoprire quindi chi sarà il protagonista del match e rivedere anche le azioni più spettacolari. Urio riparte da dietro, il numero 11 del Marco Polo, il pallone con Otero che rischia anche l'autogol ma anticipa comunque in modo provvidenziale Bellomo che si mette le mani nei capelli, gran occasione, corner per il Marco Polo, lo stesso Bellomo pronto a battere proprio per Urio e bravo Mattiola qui ad allungarsi a dire di no, ancora una volta protagonisti portiani in questa Final 8. Sì, si allunga il numero 12 Mattiola, adesso c'è il corner. Palla per Bellomo, il pallone sta lì, recupera Otero, possibilità di contropiede, attenzione con Orsi che va a tagliare il campo proprio per Tomasin non viene fermato, mette in mezzo un pallone e poi arriva Otero e la puntata, ancora il pallone che resta lì, rigore, anzi no, non è rigore, punizione, Andremo a vedere poi dai nostri replay. Protestano, non è punizione. Sì, non abbiamo rivisto la posizione esatta. Vediamo se ce la fa rivedere Michele Di Giambattista, forse era più fuori che dentro, era molto al limite, già abbiamo 4,5 di miopia per occhio e vederlo da qui non è semplice, vediamo se la regia ce lo fa rivedere, Nemmeno io ho capito. per curiosità, comunque Sembrava sulla linea. l'arbitro ha decretato era punizione netto, dal limite. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura che potrebbe uscirne il gol. Stiamo a vedere Sanremo, manca poco a Sanremo, io di sicuro non ci andrò. Il fischio
Correa è in corsa, il tiro, deviazione di Bellomo, a sul palo, corner. Però il tiro diretto Bellomo e poi va a dialogare con i compagni. E poi non ci sono state grandi proteste del Miti per un rigore non dato, quindi magari ha visto bene il direttore di gara, beneficio del dubbio per noi Bellomo, intanto qui rischia. Sì, a 2 metri il direttore di gara. Correa, il tiro ancora, l'ultimo totale è stato Bellomo, dunque rimessa laterale per la formazione di mister Del Negro, 7-19 da giocare, almeno un po' la partita si anima. 2 falli a 3, sì, vediamo anche. Attenzione Di Battista che si prende il pallone, viene portato a terra, non c'è il fallo, Baratella sicuro si prende il pallone da comodo per Urio. 7 esatti al termine del primo tempo, sempre fermo sullo 0-0 il punteggio tra Futsal Marco Polo, mentre Bellomo cambia lato dando palla a De Battista sulla versante opposta alla nostra postazione. De Battista va a calciare un raso terra, a tagliare un po' l'area, ma innocuo. Sì, si chiude molto, molto bene, sempre il quartetto lì davanti alla porta, difesa da Mattiola, il quartetto del Miti. Il pallone è molto semplice, scaricato tra le gambe del portiere. De Battista ancora a manovrare, quando palla a sinistra per caricare il capitano, serve Bellomo con il petto, poi aggiusta il pallone con il suo destro. De Battista ancora verso Callegari, portato a terra, c'è il fallo di Matteo Zaia. Callegari forse aveva avuto mezza reazione, ha anche rischiato. Sì, pensavo che il fallo fosse stato fischiato per la reazione appunto di Callegari, invece è punizione. Keep calm and we love futsal. Ho una mutanda con scritto così, sai? Anche questa è un po' boomer. Ti devo aggiornare sulle nuove battute. Callegari, il capitano, lascia l'incombenza a Durio che prende la lunga rincorsa, va a calciare direttamente su Matteo Zaia. Non si vuole sbloccare il match. 6-18, 0-0, 3 falli per parte. Ancora per Urio il pallone, tiro alto, quello del numero 11 centrale Fabrizio Urio. C'era la potenza, meno la precisione. Orsi, Capitan Correa, rilancia il lungo verso Matteo Zaia, Callegari gira di testa, poi la palla arriva addirittura a De Battista servito da Urio. Bellomo pressato da 2. Attenzione subito il pallone per Matteo Zaia, è bravissimo. Qui Urio, si alzano anche le tifose del Marco Polo. Una disattenzione qui che manda in porta Zaia, era libero anche il compagno sul secondo palo, adesso sbaglia proprio Zaia al corner. Tifose morose comunque, credo. Mattiola, il laterale è per la Miti, alza comunque il pressing Bellomo. Matteo Zaia viene fuori bene, bravo Zaia, ora De Pizzol, si prende il pallone a Orsi che va via a Callegari che si prende anche il giallo, primo ammonito ed è il quarto fallo, 5:33 alla fine. Deve stare attento adesso il Marco Polo a non effettuare altri falli, potrebbe arrivare il tiro libero. Ammonito il numero 5, il capitano della formazione veneziana del futsal Marco Polo. Punizione, la quarta per i trevigiani che giocano a Vazzola del Miti Vicinalis. Serve il pallone per riprendere il gioco, il cronometrista signor Corniglia di Padova lo passa ad Orsi. Vediamo come saprà giocare la Miti questa punizione, la quarta. Il fischio, Orsi, vicino c'è Correa che va a calciare un sinistro, sempre molto sicuro, ma con una tranquillità, come dire, faccio un palleggio e poi qualcuno lo schiaccia. Sì, può arrivare un tiro a 200 all'ora e Baratella lo para con una semplicità incredibile. Bellomo difende palla, Callegari, lo scambio con De Battista che vuole tornare da Callegari, si scontra con Orsi.
Bellomo intanto risponde presente anche Mattiola. Orsi, palla lunga di Orsi, ma De Battista fa buona guardia, può fare ripartire l'azione della Marco Polo, un break che però non può arrivare perché anche De Pizzola rientra in fase difensiva. Palla per Bellomo che si gira, Bellomo messo giù, punizione del limite, quarto fallo, munito anche Matteo Zaia, vinto un giallo per parte, tutto pari, anche il risultato, manca il gol, rivediamo l'azione, una spinta, Bellomo va via, una trattenuta prima e poi scivolata al limite dell'area, grazie alla regia di Fustareento TV con Michele Di Giambattista nel corner come il Topolino l'ha nascosto nell'angolino, che fa un grande lavoro con 50.000 monitor, le 5 telecamere e le cazzate che speriamo noi qui in telecronaca, almeno le mie. Urio intanto pronto sul punto di battuta, 4:51, punizione della quarta ora per il Fusta Marco Polo, lì vicino c'è Bellomo. Urio per Bellomo che va a calciare, scivolata a Correa, però dice di no. Capisce tutto qui Correa, si lancia. Caligari ha qualcosa da ridire perché sulla distanza forse. No, aveva lo specchio della porta giusto davanti a sé. Ora si prende il pallone, viene però fermato Zaia, intanto Zaia va avanti, Zaia, Matteo Zaia, il tocco e poi c'è la deviazione di Baratella, è rimasto intanto a terra, volevano un fallo cumulativo, è rimasto a terra De Pizzollo, sono onesto, non ho visto cosa sia successo. Sì, nemmeno io stavo guardando Matteo Zaia in volata. Volevano un fallo cumulativo, sarebbe stato il quinto, non è stato però avvisato neppure il direttore di gara, il usato di Bassano e tagliatino di Venezia. Tutto il Pizzollo viene rialzato dal corpo di squadra a Correa. Molto nervoso qui lo state vedendo De Pizzol. Si ripartirà comunque con un corner. 4:39 alla fine. Equilibrio comunque, grande equilibrio, intanto qui il tiro Bertiato ha praticamente, senza giocare con le mani, almeno stando da qui, parato un tiro in modo impeccabile. Con la tartaruga. Beato lui. Correa. Per Matteo Zaia, il tocco, Boigan di testa, poi apre per Vecchiuzzo che si ferma, recupera il pallone del Pizzollo, che però poi se lo porta oltre la linea nera del rettangolo gioco della Belbotti Arena. 4:14. Lo vediamo qui De Pizzol fatto da agonismo puro e si mette anche con il petto di fronte al numero 6 Vecchiuzzo. Bolgan impreciso, il tentativo di passare il pallone a Bertiato, rientrano intanto Tomasini e Cescon, proprio Cescon il 9 riceve il pallone proprio a tre quarti, va ancora dietro da Capitan Correa che vuole il movimento per Cescon, Azzalin però esce al limite dell'area, un piattone a sparare via la sfera. Stavo proprio parlando prima della crescita dei portieri nel futsal anche con i piedi, uno spazzone di piatto di Azzalin. Stavo vedendo che Correa aveva chiesto un ulteriore fallo, attenzione che il Bolgan perde un butto il pallone e c'è il quinto fallo. Qui sono anche svegli, lo si vede, i giocatori stanno sempre cercando il fallo, i falli sì ci sono, arrivano, ma anche nella caduta qui accentuata, bravo alla fine, sì, però che di mestiere. Bolgan non ha protestato perché sì, il fallo c'era, ha uncinato con il piede avversario, quinto fallo e intanto ha ammonito Bolgan. Ha protestato probabilmente. Ha ammonito Bolgan. Ma non penso per il fallo, perché comunque lo aveva confermato subito, sì ha fatto fallo. Forse perché è stato troppo davanti, non lo so, Forse perché è stato davanti il pallone e per evitare la ripartenza degli avversari. Sì, come è successo prima appunto. Esatto, anche se adesso però era in campo. Stando al regolamento forse, io il regolamento non lo leggo, non lo leggerò mai, però con la scusa del quinto fallo il gioco era comunque fermo, c'è stata anche la sirena trombante, non lo so. Guardiamo il quinto fallo e forse ne abbiamo visti tiri liberi? Forse no, forse uno sì, parato. In C2 con chi squadra? Erzignano, mi sembra, Bertiato. Pareva l'avesse tirato Hamza, Iabre. Sì, Iabre, bravo. Può essere? Parato nella prima partita dell'Atletico Bassano. Esatto. Non ricordo le squadre, ricordo. Sì, Arzignano sicuro perché Iabre gioca in Arzignano. L'Atletico Bassano, prima partita, un solo tiro libero e questo
a riprova, vi avevo rotto le scatole che c'è grande fair play, 5 falli oggi a 4 è anche segno che insomma in palio c'è solamente per modo di dire una finale di Coppa di C1. Intanto Boygan va via in scivolata, Tomasino in corner, nemmeno il 16 da giocare. Nemmeno rigori mi pare di non averne No, visti. rigori no, giusto? E l'anno scorso ne abbiamo visti parecchi, tra l'altro ieri l'ho detto anche a Baratella, ne aveva parati mi pare 3 su 5 nella sfida che portò il Marco Polo in semifinale, poi uscirono contro l'Antenor Sport Padova. Insomma Baratella, chissà per anche i rigori, l'anno scorso ne abbiamo visti di più rigori, o meglio così almeno andiamo a mangiarci il piatto di bigoli dopo. Tanto c'è Filippo Bertolo del team Giorgione che fa il video, tutti salutiamo, ciao Filippo, sei bellissimo. Sotto Mattiola si prende il pallone, torniamo a raccontarvi le emozioni, 3 minuti esatti, 180 secondi, l'incubo del tiro libero di casa Marco Polo, attenzione a Boygan, la pressione su Cescon. E vibra anche la Bel Bottè con i tamburi, con i bambini arrivati fin qui, settore giovanile del Marco Polo. Potrete sentirli in live con le nostre telecamere Futsal Veneto TV. Zalini intanto addomestica il pallone, lo scarica a sinistra per Boygan, rientra Vecchiuzzo al posto di Nicolò Strati, numero 3. Intanto l'anticipo di Otero su uno dei nostri cameraman. Scesa un pochino di intensità la partita in questi ultimi minuti. Direi che il Miti dovrebbe fare qualcosa di più per cercare anche il sesto fallo. Deve fare attenzione a non commetterlo. Sì, alla fine è una partita bloccata sullo 0-0, l'episodio come il tiro libero potrebbe portare al vantaggio del Miti. Marco Polo con Boygan da dietro, giro palla verso il numero 23 Furlanetto. Boygan si va a vedere Bertiato, Vecchiuzzo però riceve il pallone, cerca di scaricare per Boygan, recupera Zanchetta, Otero, si muove Tomasin, palla però per Cescon, 2 minuti ancora da giocare, 0-0 sempre il punteggio tra Miti e Marco Polo. Ottima la diagonale per Otero, c'è movimento dalla parte opposta, si va ancora dietro da Cescon, difende bene Marco Polo, distante per non rischiare di commettere fallo. Spara un pallone sul petto del compagno Cescon. Manca 1 minuto e 40 al termine, ancora 0-0. E rientra Uri intanto al posto di Boygan. Vedremo se il mister Scarpa saprà, manderà anche gli altri con attenzione. Intanto la palla per Bertiato che viene fermato al momento che non c'è il fallo, lo vorrebbero quelli del Miti, forse c'è il fallo lì in mezzo, quinto fallo di Cescon e vorrebbero anche il cartellino giallo. E arriva anche il time out chiesto da Andrea Scarpa, le proteste sono per un mancato giallo e c'è intanto il time out chiesto da Scarpa, 5 falli pari, 1:21 da giocare, ripetiamo ancora una volta, manca solo il gol e non c'è time out, me lo sono inventato, sembrava appunto, stavo cercando anch'io di capire, era la guardando sirena del quinto fallo. Time out che tra l'altro nessuno dei due mister l'ha chiamato. Probabilmente dato il punteggio. Contenti così. Adesso c'è anche in mezzo al campo, non lo vedete adesso inquadrato, il numero 11 Urio a dialogare con l'arbitro assieme ad Otero, prende le distanze il direttore di gara per posizionare la barriera. Barriera che sta disponendo Edoardo Mattiola, il portiere numero 12 della Miti. Urio dalla distanza cerca Urio a calciare un Rosotella bloccato da Otero, riparte veloce la Miti vicinanza con Tomasin, ma ancora più veloce il 23 Furlanetto, palla scodellata per Otero che calcia di prima intenzione, c'è la deviazione, qui si è coordinato bene, ne sarebbe uscito un golasso, rivediamolo. Sì, lo rivediamo, la palla messa
alta, Otero che si coordina benissimo ancora Otero, però non l'avete visto voi perché stavamo guardando il replay. tra le braccia di Azzalin, ultimo minuto di gioco, 5-5, situazione di falli, ancora 0 invece il numero sul tabellone di entrambe le squadre in fatto di gol fatti. Urio, Furlanetto, movimento ancora per Estratti che rischia di perdere il pallone ma lo tiene vivo, voleva il movimento del compagno in avanti, si arrabbia infatti con Bertiato. Otero, 30 secondi, la palla per Brian Orsi che la domestica dietro verso Cescon che torna ancora a destra da Otero, lo scambio ora a sinistra per Orsi che punta Urio ma non riesce a saltarlo, il gioco per Cescon, 15 secondi, Azzalin pallone tra le mani, facile per Urio, lo scambio secondi, alla fine difficile a mio modo di vedere ma non impossibile, serve un pallone, è ritornato il pallone. Urio, calcia alto. Difficile anche vedere un tiro libero e un fallo in questi 3 secondi rimanenti. Aspettano la sirena i giocatori, quindi si va a riposo sul punteggio di 0-0, partita comunque intensa, manca il gol, sono mancate le emozioni, si fa sentire l'importanza della posta in palio. Tra una decina di minuti di nuovo qui stanno Destoni di Nobaggio per il secondo tempo della prima semifinale C1.
secondo tempo si ripartirà ancora dallo 0-0, partita intensa. Udi, 5 falli per parte, non c'è stato il gol, ma ce lo aspettiamo. Sì, ci auguriamo adesso che si accenda, entri nel vivo la partita qui alla Belboté. Appunto, oltre ai falli le squadre hanno messo sì intensità, ma a livello realizzativo ci aspettiamo molto di più. Pronto il futsal Marco Polo a far ripartire il gioco con Bellomo sul dischetto di centrocampo. Stanno forse cercando un pallone sparito. Il direttore di gara, il signor Niesotto, però è pronto a dare il via nuovamente alle ostilità. Fischietto in bocca, si parte. Il 0-0 nel futsal non è cosa da tutti i giorni, ma ci può stare. Si parlava qui fuori prima, attenzione a Bellomo, la girata su Mattiola e subito Bellomo 15 secondi voleva farci guidare al gol. Prima occasione, sì, dopo pochissimo si fa trovare pronto ancora una volta l'estremo difensore della Miti, Mattiola. Entrambe le squadre hanno ottimi portieri e stanno fin qui facendo la differenza. Sicuramente gli unici due, anzi tre, perché si scambiano sempre, esatto, Baratella e Azzalin. Gli unici tre contenti fin qui. Sì, poi in caso di rigori, ricordiamo, si vede direttamente i rigori, se ci fosse parità al termine dei tempi regolamentari, allora lì poi la storia cambia. Intanto continuano ad arrivare i giocatori che poi si sfideranno nella seconda semifinale di questa sera alle 21, sempre live qui su Futsal Veneto TV, Cosmos 9 e Futsal Jesolo. De Battista intanto fermato, il pallone che arriva e viene sfilato verso Tomasin che calcia fuori, rimessa dal fondo con Baratella che fa ripartire il cronometro con un lancio lungo verso Bellomo che addomestica per Callegari. C'è la deviazione importante di Otero, corner per i veneziani. Tanti corner visti fin qui in questa partita, numerosi tiri respinti, bloccati e mandati in angolo, appunto. Che capisci tu quanto Tomasin che viene fermato e c'è il giallo per Urio, un giallo speso bene perché Tomasin sarebbe partito solitario, lo rivediamo, non poteva fare altro, si trovava il pallone, aveva fatto un salvataggio fantastico. Urio non si è scomposto, ha dato il 5, ha chiesto anche scusa al giovane Tomasin del Miti. Sarebbe andato in volata, sì, Tomasin. Proprio Tomasin gira a destra verso Otero che prolunga ancora per Tomasin, pallone in campo, capisce tutto De Battista che alleggerisce per Baratella, facile e comodo verso Urio, movimento in avanti di Bellomo che riceve il pallone, lo sistema sotto la suola, Bellomo va sul fondo, il pallone però è uscito, comunque laterale, quasi 2 minuti, ancora 0-0 nel secondo tempo. Devono stare attenti qui gli uomini di mister Andrea Scarpa, ammoniti, Callegari, Bolgan e Urio in 3. In caso di espulsione salterebbero l'eventuale finale. Otero per Brian Orsi che ritorna sui suoi passi, dà ancora per Otero che scarica avanti, cerca, c'è una deviazione ma la palla ancora viva per il Miti, palla verso Orsi che non riesce a tenerla bene sotto il suo piede, la recupera comunque in un secondo momento, poi viene fermato a Callegari, non c'è il fallo, allora la possibilità di partire con Bellomo, fermato però da Zanchetta. Si lancia in spaccata Zanchetta e ferma Bellomo e il possibile contropiede. Baratella da Perù. Chiede calma anche il numero 11 della formazione veneziana di Marcone, Urio. De Battista scivola a terra, Bellomo, ormai gli arbitri non ci cascano più su queste trattenute, qui c'è il fallo e c'è anche il giallo per Brian Orsi, si prende, che commette il primo fallo di questa ripresa per i suoi. E qui rischia anche Brian Orsi perché
mima all'arbitro sei pazzo. Poi l'arbitro sicuramente comprende il momento. Ma fuga l'adrenalina, la tensione che si fa sempre più sentire. 2:32 già andati avanti in questa ripresa. E secondo ammonito anche per il Miti Vicinalis. Questa forse è la partita, a parte il finale di ieri tra Marco Polo e Conegliano, la partita più, tra virgolette, cattiva. Sì, molti falli, molte le situazioni fischiate dagli assistenti. Siamo già a un fallo a testa. Punizione con Callegari, vicino c'è Urio, palla perde Battista che scarica e poi il pallone che resta lì e Bellomo con la deviazione di Mattiola. Cosa l'ha preso? L'ha preso con il ciuffo. Cosa si è mangiato? Vediamo. Bellomo, vediamo la palla scaricata in mezzo, toccata dal portiere. E c'è la deviazione, quella di Mattiola. Incredibile Mattiola qui. Vedi avere il cappello lungo. Palla per Cagliari, gol! Il mancino del capitano Mattia Callegari, 2:37. Callegari fa segno sul leone del petto, il capitano porta avanti il Marco Polo ed esplode la Belvote, lo starete sentendo anche voi qui dai nostri microfoni. Finalmente si è sbloccata la partita, lo vediamo non seguito da Urio. Callegari si stacca, va a ricevere il pallone, poi non ne può fare niente l'estremo difensore della Miti Mattiola, e quindi finalmente si è sbloccato il punteggio qui alla Belvote. 1-0 Marco Polo. E chissà che sia in là per uno spettacolo ancora più entusiasmante. Gran gol quello del capitano, grandissimo gol, è stato gol, richiamato in panchina, si è preso schiaffi da tutti quanti, ma sono schiaffi che fanno piacere dopo il vantaggio segnato. Ma attenzione a Brian Orsi, subito schiaffi di felicità. Ci prova adesso la Miti, il Miti, scusate. C'è anche qui sotto di noi il portiere Baratella che se la ride con i compagni. Orsi, il tiro fuori di poco. Insidioso questo tiro di Orsi. È insidioso, da qui non si vede benissimo, possiamo vedere comunque il replay. Ottima la conclusione del 7 nero-azzurro di oggi. Sì, non ci aveva nemmeno provato Azzalin. Boga intanto per Vecchiuzzo, fermato da Mattia Zaia. Non ho ancora visto però in campo il fratello Filippo, entra intanto con il 25 De Pizzol, laterale Marco Polo con Vecchiuzzo. Lo scambio che non arriva, un fullanetto, Boygan comunque prende il pallone, Bertiato formato, chiede scusa Boygan che ha travolto Matteo Zaia, pallone fuori, laterale Marco Polo, ancora con Boygan, come ho detto ieri, sempre amico mio nelle risse Boygan, mi raccomando. Un corner, si è perso il pallone dietro gli striscioni biancorossi della Belvote Arena, lo recupera Mattiola, unico tra i portieri in campo ad aver subito un gol, perché appunto recita il tabellone 1-0 per il Marco Polo sul Vicinalis. Il tiro di estratti, deviazione, non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Anche qui però difesa non ben sistemata. Sì, si era persa la difesa del Miti, il numero 3 Stratti, era andato al tiro, fotocopia del gol di Callegari, poi il tiro non è stato efficace come quello del compagno. Matteo Zaia in avanti, aveva già servito il compagno De Pizzol che si arrabbia con la decisione del bassanese, l'arbitro Gnesotto. Laterale battuto da Bertiato dietro per Boygan, 16:20 da giocare come lo si evince dal cronometro di Futsal Veneto TV. Perde il pallone Marco Polo, Correa lo perde a sua volta, la rimessa laterale per la formazione di Mister Del Negro. Con calma, sì, la squadra di Marcon sicuramente non ha fretta adesso. Abbiamo trovato il vantaggio in partenza, recupera Bertiato che va a puntare Zaia, Bertiato il tiro fermato dal sedere del numero 10 Correa, Matteo Zaia riparte, De Pizzol perde lo spunto, recupera comunque il pallone, resta in piedi Di Pizzol che deve
ed ha bisogno di aiuto, si prende comunque il laterale, l'ultimo a toccare è stato Furlanetto, out nero-azzurro. Alta intensità qui nell'ultima azione, adesso rientra nella metacampo avversaria il Miti. Intanto recupera il pallone Marco Polo sul disimpegno di Bolgan. Furlanetto aspetta dagli unici compagni, scarica di per Bolgan che gira a sinistra verso Becchiuzzo, una finta su Zaia a rientrare, poi ancora in confidenza con Bolgan. Aveva guardato l'inserimento di Vecchiuzzo, Bolgan voleva servirlo, la palla troppo lunga. L'idea era buona, non c'è stato però quel feeling giusto tra giocatori e pallone, passaggio. Correa intanto, Correa fermato per un istante da Vecchiuzzo, ancora il capitano Miti che rischia il tunnel poi a portare avanti il pallone, qui c'è il fallo, il secondo per il Marco Polo, lo ha commesso Furlanetto, direi giusta decisione. Sì, è intervenuto ai danni di Matteo Zaia, adesso si allarga sulla sinistra, secondo fallo, 15-04 alla fine, il parziale attualmente ancora vede avanti il Marco Polo per 1-0. Serve un cambio del pallone. Si lamentano un po' dei palloni non gonfi, che sa che gas avranno usato, speriamo non quello umano. Cescon per Correa, Cescon ancora, fermato da Bertiato. Bella la palla per Zaia, però capisce tutto quanto. Bolgan recupera il pallone dando a Furlanetto che viene portato a terra senza fallo, si è alzato tutta la panchina della Marco Polo, si accentra ma viene fermato il tiro di Pizzol. Viene invitato alla calma Furlanetto dal direttore di gara, il signor Tagliapietra della sezione di Venezia. Furlanetto che sostiene di essere trattenuto nell'ultima azione dal numero 9 Cescon. Zaia, Furlanetto quando si prende il pallone, serve per Urio che scudella avanti per Bertiato che mette giù la sfera, Bertiato lo spazio per avanzare, aprire sulla destra il pallone, poi messo verso il secondo palo, Matteo Zaia ci mette una pezza. E intanto esce anche Azzolin e rientra appunto Baratella. Furlanetto pronto a mettere dentro il pallone, lo spara fuori area a Cescon, arretra di qualche metro il Fuzza Marco Polo ma è sempre in possesso palla con una rimessa laterale che verrà battuta da Vecchiuzzo. Sempre con calma il Marco Polo, adesso perde il pallone, ma lo recupera grazie a un flipper a proprio favore. Bertiato sul fondo, Bertiato il tiro, Mattiola dice di no, non resta di recupera Bertiato e ancora Mattiola, attenzione ancora poi Mattiola, si arrabbiano le lamentele anche del pubblico. Vediamo se abbiamo vedere, perché poi ho visto una gamba lunga di Mattiola, volevano forse il rigore, ma qui c'è la parata del pallone che resta lì, viene scippato le mani di Mattiola che si arrabbia. L'anticipo di Zaia, falloso, secondo fallo, Miti vicinalis. E deve stare anche attento Zaia, se è il Zaia corretto, sì, appunto è il numero 5 perché è già stato punito. Rivediamo, qua si prende il pallone. È scivolata e qui sembrava sul pallone effettivamente. Sì, forse prima la scivolata il di pallone, Mattiola sì. Si è entrato in spaccata. Poi proteste del pubblico, non tanto proteste dei giocatori in campo, ma qui ha rischiato e non poco la retroguardia Miti, ha concesso un paio di palloni d'oro. Bravissimo comunque Bertiato nella palla alta, stopparla in un secondo dopo il tiro e tentare nuovamente la conclusione verso la porta di Mattiola. Adesso c'è la punizione in cui dialogano Bellomo e Urio, alla fine si stacca Bellomo. 13:48 da giocare, il fischio del signor Gnesotto, la rincorsa di Urio che la calcia dentro, anzi no, Callegari, Mattiola 2 volte dice di no, Mattiola si dispera Callegari, aveva tutto lo spazio aperto, ma qui i complimenti li vediamo vanno a Mattiola, cosa ha fatto come un gatto. Sì, lo rivediamo, l'abbiamo appena rivisto, Callegari è andato a tirare
probabilmente ha fatto anche un tunnel a Zaia, poi ha trovato un prontissimo Mattiola come sempre. Correa di testa in fallo laterale, 13:39, ancora da giocare, 1-0 Marco Polo avanti, anticipato da Correa, però il numero 10 De Battista che poi perde palla a Miti. E se il punteggio è ancora così stretto per il Marco Polo sicuramente è per causa del portiere del Miti che ha salvato la propria squadra in molte occasioni. Urio, scodella, Mattiola esce, anticipa De Battista. (13:20) alla fine, 2 falli a testa commessi. Ancora Urio per Bellomo che mette sul palo dove Mattiola protegge e mette in corner, altro brivido in questi momenti, meglio Marco Polo, Sì, è andato più volte vicino al bis. sì, bombardato direi negli ultimi minuti. Il tocca legare viene bloccato da Zaia, recupera però Bellomo, fermato anche Urio soltanto per quell'istante da Zaia. Baratella la puntata per Bellomo, spinto, evidente la spinta, E che ci sta giallo anche anche giallo. per De Pizzol. 3 ammoniti per parte. Diciamo che qui le proteste servono a poco, è stata proprio evidente la spinta di De Pizzol, poi Bellomo non abbia avuto alcun problema a farsi a cadere, però insomma A lasciarsi cadere a terra, appunto. c'era terzo tra l'altro Miti. Alla fine, da quando si è sbloccato il punteggio, non è riuscito il Miti ad impensierire la porta difesa da Baratella e Azzalin. Ha invece preso coraggio il futsal Marco Polo. Molte anche le punizioni qui negli ultimi minuti, proprio da questa posizione qui di fronte a noi. Punizione con Urio che va a calciare una finta, era palla Zaia per Correa e la salvataggio miracoloso di Fabrizio Urio che para praticamente questo tiro. Sì, non c'era nemmeno il tempo di commentare C'è perché... giallo per Bellomo che non ha rispettato la distanza. Nemmeno il tempo di commentare perché c'era già il calcio d'angolo è già stato battuto, lo rivediamo qui con Zaia. Attenzione, un altro giallo forse. Lo stanno decidendo i direttori, è stato venuto l'arbitro, è stato venuto il numero 4, va a indicare il giallo al 4. Sì, appunto, l'avete appena rivisto assieme alle nostre riprese Zaia che conduce il contropiede, proprio l'errore sulla punizione nello schema. Correa, il numero 10, il capitano, non riesce a mettere in porta il pallone che sarebbe valso il pareggio. C'è da sottolineare il salvataggio clamoroso di Urio, e si è lanciato letteralmente, ha fatto una scivolata di un paio di metri. 12:51, c'è stato un problema un po' sui falli, era stato segnato il terzo fallo ma invece non era da segnare al fallo, ammonito per mancato rispetto alla distanza. Correa per Filippo Zaia che è entrato, ora sta giocando con il fratello Matteo, i due gemelli Zaia in forza al Miti da sempre insieme, sono tornati dopo la parentesi, come sanno il Milan riparte, intanto il Miti l'ha imbucata, va a terra De Battista, Zaia e poi Baratella che dice ancora di no. È stato fortunato qui il numero 3 del Miti perché la palla è arrivata in seguito a un rimpallo. Sì, lo rivediamo qui. Sono scontrati Urio e De Battista. Sì, sono scontrati appunto i due. Qui un corner battuto in malo modo, prova a riprendersi il pallone, a terra addirittura De Battista, la palla sfila dalle parti di Mattiola che rilancia lungo all'indirizzo di Correa, ma Urio con il petto stoppa il pallone, fa partire i suoi. Urio e il tiro ancora per Mattiola che ora con maggior calma serve Correa, giro palla verso Zaia, Tomasin si era fermato però il numero 3 Filippo Zaia. Errore da evitare qui per Tomasin
e palla persa per il Miti. Bello l'1-2 qui. De Battista, tutto bello, vedo che il sinistro del 10 veneziano. Mattioli intanto, ancora l'anticipo di Urio, non si passa con Urio da quelle parti. Intanto esce Matteo Zai e entra Brian Orsi. È qui troppo frettoloso Urio, adesso esce, lascia il posto a Bolgan. Dall'altra parte rientra intanto Furlanetto con Bolgan nelle retrovie. Furlanetto spara alto il pallone che non tocca il soffitto. Filippo Zai anticipato ora da Callegari, palla tra le mani di Mattiola. Da una parte all'altra in questi ultimi secondi. Correa a girarsi, fermato puntualmente da Furlanetto. Difficile scardinare la difesa della formazione di mister Scarpa, che vede in piedi con la pettorina rosa perché ha la maglia con lo stesso colore della formazione del Viti. Correa intanto un buon pallone, recupera De Battista, la sfera resta lì, viene scippata da Filippo Zaia, non c'è fallo, lo voleva il numero 3 nero azzurro. E voleva il pallone sui piedi Furlanetto, il capitano Callegari non riesce a servirlo. Mattiola intanto è rientrato Tero che tocca un nuovo pallone, palla per Brian Orsi che protegge la sfera. Brian Orsi la via sulla corsia laterale, viene però doppiato dal 2 Vecchiuzzo Furlanetto, ora Bolgan a guardare a distanza Otero che scambia a destra per Filippo Zaia. Brian Orsi, poi Bolgan qui in anticipo, ancora Miti, 10:40 da giocare, sempre 1-0 per il Marco Polo, a decidere il match il gran gol del capitano Callegari, sponda Marco Polo. Sì, secondo tempo Bolgan prende il pallone, Furlanetto, vediamo cosa va a decidere, Furlanetto si accentra, va a sparare, ancora il Furlanetto e qui c'è il fallo. Dice di no Otero, chissà se rivedremo anche questa azione, però così almeno qui è sembrato evidente il fallo. Sì, il fallo c'era tutto. Sì, ha messo la gamba in mezzo, sì. Numero 4 Otero. Non cattivo, ma poi comunque gli ha negato una possibilità di tiro. Poi chiede anche il cartellino da terra. Il numero 23 Furlanetto. Sì. Anche Bolgan chiedeva il cartellino per Orsi, non aveva commesso niente perché Orsi mi sembra sia uno degli ammoniti, il numero 7. Sì, eccolo qui, ammoniti. Sì. Orsi, Zaia e De Pizzol per il Miti, mentre attenzione a questa punizione con Callegari e Bolgan vicini sul punto di battuta, vediamo se Callegari andrà a calciare o a costruire uno schema. Callegari che ha già segnato di brutto il cartellino, Callegari il tiro e la risposta di Urio, il tiro di Urio e la risposta di Filippo Zaia che fa 1-1 col salvataggio di primo di Urio. Ottimo schema, lo rivediamo. Sì, c'è Bolgan che va a fare un blocco su Zaia, la palla alla fine viene scaricata a Urio che conclude. Urio intanto per Furlanetto, Urio, il pallone che resta di Furlanetto, va a terra e la bordata di Bolgan. Con che riflessi? Centrale, Mattiola dice di no, Callegari. Con che riflessi Mattiola, probabilmente non ha nemmeno vista partire questa palla, lo rivediamo, c'era una mischia in mezzo, la palla passa proprio sotto le gambe di Zaia, Mattiola se la ritrova lì. Otero, già nella metà campo Marco Polo, abbiamo superato anche i 10 minuti, il Filippo Zaia è fermato, Urio può ripartire con i suoi, chiama in causa però che Furlanetto che va dietro, un Bolgan che ne predica calma. Urio ancora. Era pronto a rientrare Vecchiuzzo, poi eccolo qui, infatti entra al posto di Urio. Bertiato, la risposta e poi Bolgan! Polo 10:33, il bis del numero 7 Diego Bolgan, Callegari Bolgan, esperienza e raddoppio. Esulta giustamente Bolgan e fa anche l'esultanza del baffo e lo vediamo qui inquadrato. Adesso andremo a rivedere cosa è successo. Si gira il numero 9, fa partire il sinistro, parato dal portiere, poi arriva sotto le gambe, spara un missile Bolgan e fa 2-0, 9:27 al termine.
il Marco Polo. Bolgan è arrivato come il treno in orario, giusto nel momento giusto. Un freccia rossa in orario. Non succede sempre, ma non me ne vogliono. Adesso si fa dura per i ragazzi di mister Del Negro. Marco Polo che sta legittimando il secondo posto tra il giorno di andata e quello che è il primo posto attuale, con Callegari e Bolgan, 2 bandiere, uno è il capitano, l'altro forse è il vice. So che Bolgan gioca qui da un bel po' di tempo. Vecchiuzzo il vice, altro giocatore di esperienza. Attenzione, palla intanto avanti per Zanchetta, fermato da Zalino e poi spara lontano. Mancano 9 minuti e un secondo, quindi insomma c'è ancora tanto da vivere qui alla Belbotea Arena con quella che è la prima semifinale di Coppa di C1. A seguire stanno mandando gli spogliatoi Cosmos Novo e Futsal Legnese, ci regaleranno dalle 21:30 la seconda emozione, la quarta di questa giornata, la seconda prova del massimo torneo regionale. Orsi intanto, Correa verso il corso laterale, spara dentro a Zalin in 2 tempi, si prende la sfera e poi la muove per Bertiato. E chissà che visto il punteggio fin qui mister Del Negro non voglio utilizzare la carta della maglia col buco. Ancora non vedo nessuno alzarsi, ma vedrai che se le sorti non cambieranno sicuramente bisogna provare il tutto per tutto. E stare anche attento il Miti, 4 falli commessi fin qui. Provato una maglia con il buco, Marco Polo bianco-nero, portiere bianco-nero. Ho visto far cambiare maglie per cose molto meno peggio di questa. Intanto qui Azzarin ha trovato in controtempo Bertiato che scarica in laterale. 8-0-2 da giocare. C'è Del Negro intanto che ha richiamato qualcuno, no, non c'è ancora più il movimento. Orsi a provare il tiro. Otero. Ed è entrato appunto, se non ho visto male, numero 22 2006, Lucaj in porta per il Miti. Sì, eccolo qui, sì, hai ragione. appunto casacca bianco-nera. Probabilmente, attenzione che rischio per Azzarin, probabilmente si affiderà a lui come portiere di movimento dopo l'ottima prova tra gli altri di Mattiola, lo ripetiamo. Sì, se il punteggio dice solo 2-0 sicuramente anche tanto merito da dare a Mattiola, sì. Corre tanto un pallone che sfila in mezzo all'area, vedremo allora le qualità del numero 22 Grifato Miti. Laterale intanto con Vecchiuzzo nella propria metà campo, pressione che si fa alta del Miti. Vecchiuzzo spara lontano, Correa per Orsi che arpiona il pallone, lascia lì sul posto per Zanchetta, lo scambio dall'altra parte verso Otero che va ancora da Orsi, cade a terra, Orsi va a terra, pallone da capire fuori. Vedremo se avremo anche il replay. Intanto Otero guarda negli occhi Urio, lo rialza. E qui da capire appunto se Timide proteste però. Brian Orsi si sia lanciato alla ricerca di un rigore. Non abbiamo il replay. Zanchetta, Correa, c'è il fallo intanto, il quinto fallo Miti e c'è anche il cartellino rosso per De Pizzollo. Sì, non si è capito molto cosa sia successo. Non so cosa sia in questa successo. occasione, probabilmente ha detto qualcosa all'arbitro, non si sa. Non so cosa sia successo, si stavano sbrecciando. Al momento intanto è espulso anche il mister Del Negro. Del Negro la furia qui di fronte a noi. 2 gialli combinati dal signor Miosotto di Bassano che lo invita ad uscire dal campo. Incredulo, sì, qui mister Del Negro. Tantissima qualcosa da dire anche alla tribuna. Non so, tanto il pallone che non entra neppure con le mani per Miti. Non riesco a capire se sia stata una frase riguardosa o sta chiedendo, anzi no scusate, ma era
era Zanchetta il giocatore espulso, il numero 11 numero appunto. 11, sì, non so perché ho visto il numero di 5 io, chiedo scusa a Riccardo Di Pizzol, ma anche Zanchetta sta chiedendo le spiegazioni per questo rosso. E probabilmente lo scopriremo Anche solo perché non c'è alla stato- fine del match. Non c'è stato nessun parapiglia, quindi vomitate, pugni, spintoni. C'era stato in precedenza l'unica situazione con il rigore voluto, anzi cercato, direi, al numero 7 Orsi. Quinto fallo intanto, l'avevamo già detto, è arrivato anche adesso per il Miti. 7-21, sotto i 2 gol, con l'inferiorità numerica, i 5 falli, un Everest 8-8-48 da scalare per la formazione di Del Negro. Ora in tribuna chi c'è come vice, aiutami Miti. Allora, Simone Isepon. Adesso si farà fatica sicuramente il Miti, Già dovrà soffrire molto. a meno che non arrivi il terzo Pronto, gol portiere appunto. di movimento, intanto la maglia con il buco al numero 21 Tomasin. Palla in mezzo, bravissimo qua anche il neoentrato Lucai. Correa, si prende un corner con l'uomo in meno, si arrabbia infatti Bellomo, con l'uomo in meno rischia di segnare Miti. E lo rivediamo qui, Capitan Callegari fa partire sinistro e scende velocemente il numero 22 Lucai. Otero ora alza la pressione, la formazione di mister Scarpa. Luca intanto c'è deviazione, ma Baratella può tenere vivo il pallone. Callegari ad aprire per Urio. 2 minuti in caso di gol, rientra il giocatore, oppure 2 minuti di inferiorità numerica, palla per Callegari sul fondo e Lucai ancora a dire di no. Otero ora che protegge il pallone, se lo riprende De Battista, 6-20. Si dovrebbe far girare palla con più calma qui il Marco Polo davanti all'area avversaria e trovare il buco giusto. De Battista per Urio, non trova spazio per calciare, Callegari, ancora Urio che va a calciare ma trova la posizione di Correa. Ed è passato anche mi pare un minutino. Sì, così intanto uno dei due fratelli Zaia pronto a rientrare appena il direttore di gara gli darà il permesso dopo i 2 minuti di gioco in inferiorità. Urio, Callegari, Urio, Bellomo fa sfilare il pallone, lo tocca ancora per Urio, palla per Bellomo, arriva dalle parti di Lucai che mette in angolo. Bellomo per De Battista, Bellomo, colpo deviato, E prova da posizione defilata Bellomo. c'è Baratella che chiedeva al mister di avanzare anzi no, chiede di fare attenzione alla possibilità del quinto che rientra. Bellomo, De Battista, Bellomo, ancora a tirare, ancora una deviazione, ancora corner, il terzo nel giro di 10 secondi. E ottimi riflessi di Lucai in questi ultimi minuti, una serie di parate. Bellomo, la giocata, cercata per De Battista, capisce quanto Orsi che si prende il pallone, cerca di uscire, serve però un pallone per Callegari, Bellomo, Callegari, caduto in area, ha rischiato con Callegari però un giallo per simulazione, lo chiedono gli avversari, un giallo che sarebbe stato molto caro, ma tutta la palla a De Battista, E c'è è Otero che chiudeva. tornato in inferiorità il numero di giocatori in campo. C'è fallo di Callegari E lo rivediamo qui, la palla messa in mezzo da Bellomo, qui si lascia un po' andare il capitano. Spintarella di Luna, sarebbe la Tintarella, intanto dentro Tomasin come capitano di movimento, Con la casacca 5-5, oro, lo vediamo qui di fronte a noi, inquadrato il numero 21 Tomasin, che si va a posizionare sull'angolo, e non vedete, coperto qui in basso a destra della Belboté. ha resistito la formazione di Del Negro, ora affidata a Isepon, 5 minuti, poco più, con Tomasin entrato come potere di movimento per cercare di riaprire la partita. Correa, Tomasin,
va a calciare, arriva Brian Orsi, non ha lo spazio per tirare anche lui. Correa, ancora per Orsi. Matteo Zaia, Boygan. Senza forza Boygan. Però gioca con i portieri di movimento, Correa molto basso, come giocare in 4 contro 4. Ci fa sentire che la stanchezza, ha giocato molto Otero, scusate, non Correa. Orsi, 4.30. Zaia, in mezzo il pallone. Alza troppo il pallone di Zaia. Litigano, ma la rimessa laterale per la squadra del Futsal Marco Polo. È richiamata ancora in panchina il numero 21 per il numero 22, Lucai. Ha preso un colpo in volto, forse una mezza pallonata Urio, che resta comunque in campo a difendere il suo campo. E sale anche qui sulla sinistra Giocata per Boygan, tiene vivo il pallone, va via Boygan fermato da Lucai tra i pali. Siamo già dalla parte opposta con Orsi, ma è già tornata tutta la retroguardia, quindi giocata difensiva di Vecchiuzzo, c'è anche Strati, la palla ancora per Niti, 4-0-4. Correa, rientra Tomasini, Correa, 3-55. Orsi, Matteo Zaia, scarica dentro un pallone, volevano il fallo, Correa lo recupera, Tomasini dietro ancora per Orsi, la finta di Orsi che va a calciare, ma Baratella dice di no. Orsi, il tiro poi di Matteo Zaia. Non se la sente qui di stoppare il pallone. Matteo Zaia, stiamo rivedendo ancora il numero 7 Orsi che si accentra e trova ancora una volta un prontissimo Baratella. Porta difesa sempre egregiamente da Baratella e Azzalin. Diego Boygan, 3-31, si è aperto Azzalin qua sulla sinistra sulla nostra postazione per dare profondità, rischia Azzalin che va dietro da Urio, torna tra i pali il numero 45 del Marco Polo. Correa da tutto quel pallone laterale con Vecchiuzzo che predica calma, conta il direttore di gara, dietro da Urio, tra i 15. Cosa può fare la Miti per riprendersela questa partita? Secondo me tentare di calciare anche il più possibile, magari qualche situazione sporca, una deviazione, potrebbe portare gli uomini di Del Negro, che adesso ormai è uscito, a trovare il gol. Il Boygan spara via, Estratti può solo allungare il pallone, laterale ancora per la squadra ora affidata in panca a Simonese Po. Orsi. Ormai sul ponteggio così a 2.40 dalla fine, dovrei pensare un po' meno agli schemi. La squadra... Gli schemi sono saltati. Palla per Matteo Zaia, con il petto da mette giù. Era bellissima la palla. C'era una palla, Orsi, però ancora Orsi, Correa, non ha trovato lo spazio per calciare, poi Baratella esce anche dalla sua area. Sì, l'aveva messo giù Orsi. 2-18. Orsi, Zaia, mette in mezzo un pallone e uno però manda in calcio d'angolo, già battuto per Orsi. Rischia qui anche un tiro sullo scarico da calcio d'angolo, secondo me dovrebbe provare il Miti, perché ormai ha 2 minuti scarsi dalla fine di questa partita. Ancora tempo, palla per Zaia, ma ancora Baratella e poi Boygan. Non si fa sorpassare, non ne vuole sapere di prendere gol Baratella. Correa, Otero ancora per Orsi. Otero difende benissimo però la squadra di Andrea Scarpa, prima della classe, dopo la prima giornata di ritorno. Palla per Zaia e Urio la perde, la recupera ancora Zaia. Era un bellissimo pallone qui per Zaia. Cosa sarebbe uscito? Una conclusione al volo. Bene. Palla in mezzo per Correa, Orsi ancora Baratella. Ma cosa ha mangiato Baratella? Lo voglio mangiare anch'io. Vecchiuzzo intanto per Estratti che va a calciare su Correa.
Cosa ha mangiato? Panettone e doping durante le vacanze di Natale. C'è Baratella che esulta con la panchina e fa benissimo. Intanto il time out per mister Scarpa, noi dobbiamo cominciare a pensare anche all'MVP. Calma. Diego in angolo di là, Ricchi portiere in movimento qua in fondo con la palla, con la maglia da portiere, ok, Eric, Furio e Eva. Chiaro? Andiamo! Teniamola raga, teniamola! Dite un attimo. Chi sarà l'MVP di questa partita? Ancora però 1 minuto e 13, tutto potrebbe cambiare. Possiamo già dire che Baratella lo meriterebbe ancora, ma non glielo diamo. Intanto c'è Vecchiuzzo pronto come portiere di movimento, mossa che mister Scarpa utilizzerà per far trascorrere i secondi, far venire possesso e non permettere agli amici di avvicinarsi alla propria porta. Sì, con personalità qui la scelta di Scarpa di far girare il pallone. E attenzione perché Vecchiuzzo è lasciato libero, qui c'è l'errore, però la porta è libera, rientra Baratella con Correa, la porta è vuota, Nessuno si era accorto probabilmente. Baratella ancora, poi Correa la riapre a 55 dalla fine, aveva salvato tutto, anche questa non era entrata, e poi Correa un tapin vincente, mossa che ci stava di Scarpa, ma i suoi, ed è arrabbiato, non l'hanno giocata bene. Sì, qui è arrivato il gol, appunto mossa azzardata, ci stava la mossa, però non è stato così per i ragazzi di Scarpa, che non sono stati concentrati. Alla fine è arrivato il gol, mancano ancora 45 secondi. E adesso tutto è riaperto. Orsi che lo vediamo se la ritrova lì, letteralmente l'unico modo per segnare a Baratella è spaccare la porta, con Baratella in porta. Mamma mia, cosa ha sbagliato! Voleva un retropassaggio, cosa ha avuto l'occasione di un 2-2 pazzesco! La formazione nero-azzurra, mamma mia! Ultimo minuto di fuoco, ma pazzesco! si stava per mangiare la partita comunque qui il Marco Siamo Polo. svegliati dopo una nuotata brava, un Baratella che calcia, viene colpito, non c'è il fallo. Era rischioso questo perché poteva essere il 6º fallo, non è stato però visto dal direttore di gara che ha fatto segno proprio plateale, si è lasciato andare. Mamma mia, chissà cosa sta pensando Isepon, cosa sta pensando mister Del Negro, che è là a bordo tribuna vicino allo staff che oggi è in tribuna. Chiedo scusa a Otero. Si rialza Baratella. Mamma mia, sarebbe venuto giù mezzo palazzetto, quello di Fede Miti. 25 ancora da giocare. Un pareggio che non ci saremmo mai aspettati a un minuto dalla fine. Assolutamente. Però questo è il calcio a 5. Magari arriva il pareggio. Correa, un errore. Ancora il pallone che resta lì, però 13-3 alla fine. sì, adesso è davvero difficile, resta in porta Tomasin, vengono invitati tutti a salire i giocatori del Marco Polo. Palla lunga per il recupero di Otero che la serve per Bolger, 7 secondi, e questa possiamo dire che è la palla che porta in finale, perché arriva anche la sirena, la tutta al Marco Polo. È stata una gara emozionante, la diamo a Callegari, io vado a chiamarlo, intanto sparo il tuo iniziato. Allora intanto, mentre salutiamo Test che va giù a cercare Callegari, la partita termina con il risultato di 2-1 per il Marco Polo, che quindi sarà la prima finalista, e poi vedremo, adesso restate con noi alle 21:30, Cosmos 9 Futsal Jesolo. Le due squadre al centro del campo, una vittoria ampiamente meritata per il Marco Polo, che ha anche rischiato la beffa finale
con il gol di Orsi. E adesso andiamo appunto a dare il premio MVP Roplotz a Calle Gari. Michele, dammi l'ok, siamo con il capitano Calle Gari qui a bordo campo. Allora, l'MVP lo diamo a te perché hai aperto le marcature, perché sei un simbolo, hai segnato questo coso, anche se anche Boiga non meritava, ma comunque oggi lo meritano tutti. Una vittoria pesantissima, ma alla fine un po' ve la siete fatta sotto. Alla fine sì, abbiamo fatto una scelta da rivedere, però abbiamo lottato tutta la partita e entrambe le squadre, alla fine abbiamo vinto noi, abbiamo dato forse qualcosa in più, non posso dire che altro che è meritata perché ci impegniamo un sacco. L'anno scorso in semifinale, quest'anno ci siamo, quest'anno siamo noi in finale. Ci siete, questo è il premio. Eccoci qui, ciao Cap, grandissimo, gran mancino, bellissimo il gol, mi ha emozionato, hai scaraventato un sinistro sul 7 che ha aperto le danze, ha aperto le marcature, quindi ti consegno questo premio che vai a ritirare lì nell'angolino in alto della Belbotte Arena di Roplotz. Eccolo qui, è tutto tuo e poi potrai scegliere il lo lasciamo andare perché lo lasciamo ai tuoi compagni. Ci vediamo domani. Grazie. Ciao. Mi hanno detto che dobbiamo fare presto perché c'è da fare tutte quante le grafiche. Lasciamo allora a loro questo ultimo pezzo, noi ci vediamo qui. Andrea ci ama, riprende solo noi. 21:30 chi c'è e poi andiamo a mangiare? Fuzza Jesolo Cosmos 9. A dopo allora, ciao ragazzi. Ciao.